Per preparare le papassine, l'impasto prevede l'utilizzo di uova, zucchero, strutto, farina, buccia di limone grattugiata e lievito. È il momento di aggiungere nocciole, uva passa al fileverru e sapa di corbezzolo. Le papassine sono pronte per entrare in forno, dove resteranno per circa 30 minuti. E mentre cuoceranno, si avrà il tempo per preparare la glassa di zucchero a velo con acqua e succo di limone, che le ricoprirà. Semplici, genuine e gustose, le papassine, chiamate anche papassinos, sono dolci che trasmettono tutta la bontà di quest'isola.